Smette di piovere improvvisamente. È il momento della consacrazione del pane e del vino. Un raggio di sole si fa spazio fra le nubi plumbee che incombono e avvolgono il cielo sopra l'arcipretale di Sedico. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove il piccolo Lucas, il miracolo d'amore di papà Gabriele e mamma Jennifer, appena ricordato Don Fabiano, sta facendo una delle sue acrobazie, arrampicandosi sulle spalle di Gesù, ebbene, se quel luogo esiste, il segnale è arrivato, diretto e chiaro, e ha riempito i cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza alla famiglia De Marca. Più tardi quello stesso raggio, potente e caldo, raggiunge la piccola bara di legno chiara sovrastata da un cuscino profumato di rose bianche e iris. In chiesa la funzione è preceduta dalle parole di amore e sostegno indirizzate a papà Gabriele e arrivano direttamente dall'anima di Lucas, il Piccenin, l'amore grande di mamma Jennifer. Sei nato per aiutare gli altri, per dare il dono della maternità, per far conoscere un amore infinito a me e al tuo papà, per rendere migliore questo mondo e chi ti incontrasse. E adesso sali in cielo per aiutare altri bambini bisognosi del tuo aiuto. È per te ogni cosa che c'è, Ninanà, Ninaè. Nelle parole di mamma Jennifer c'è spazio per le scuse delicate nei confronti dei soccorritori e degli agenti per aver fatto prevalere nei momenti più strazianti il dolore al posto dell'educazione e del rispetto, e ci sono i ringraziamenti alla comunità intera presente anche nel momento struggente del commiato. L'omelia di Don Fabiano del Favero, parroco di Longarone, originario di Rivamonte come mamma Jennifer, è intrisa di aneddoti felici e del ricordo lacerante di una settimana fa. Don Fabiano ha battezzato il piccolo Lucas e a Lucas riserva le carezze del Vangelo. Par quasi che qui amore non ci sia, messi di fronte allo straziante doverti salutare e lasciarti andare. E invece questa chiesa è inondata d'amore, dice fra le lacrime. Lucas, ora non serve più che tu chieda alla mamma di chiedere a Don Fabiano qualcosa di Gesù. E lì mi arrivavano le domande di suggerimenti, magari con un audio, di modo che lo potessi ascoltare direttamente. Ora tu sai, Lucas, com'è il volto del Cristo. Ne riconosci i tratti, tu da sempre da lui pensato. Oggi sono io a farti una richiesta, piccolo amico. Arrampicati un poco sulla schiena di Gesù e sussurragli nell'orecchio. Li vedi? La mia mamma bella Jennifer e il mio grande papà Gabriele? Lo vedi il mio fratellino Nicola insieme ai miei nonni e ai miei cari? Gesù, digli, fammi un piacere. So che tu per i bambini hai un debole. Aiutami a far sì che possa star loro accanto. Dentro e fuori la chiesa la commozione non dà tregua. I gesti per Gabriele e Jennifer sono semplici e carichi di affetto, sospesi nel silenzio di un tempo immobile, dove il ricordo di una vita breve continua a vivere dolcemente nelle mani e nei pensieri di chi resta.